Abbiamo arricchito ulteriormente la nostra rosa dei nostri tecnici inserendo dentro un preparatore atletico fulcrato e dedicato per il settore giovanile. Noi siamo orientati alla crescita dei nostri ragazzi e quindi questo passa per una crescita psicofisica e motoria essenzialmente dedicata. Ristrutturazione anche dal punto di vista comunicazione. Come vi state organizzando? Allora, l'inserimento di Nicola Cecchinato, che è fortemente orientato al mondo comunicativo. Le nostre scuole calcio rimangono le nostre 6 sedi, che sono le sedi del Vertigo, la sede della Gozzano, la sede di Ponte San Nicolò, la sede di Piove di Sacco, la sede di Maserà e la sede di Sarmeola. In questa direzione, proprio per cercare di aiutare anche le famiglie, abbiamo ultimamente impostato una serie di sconti cumulabili per cercare di alleggerire il peso economico di una famiglia che oggi si trova a far sport a dei costi che devono diventare sempre di più accessibili. I rapporti con il Comune di Padova sono essenzialmente ottimi, il buon Diego Bonavina in tutte le manifestazioni che abbiamo richiesto la sua presenza si è sempre presentato e quindi un grazie formale da parte mia a tutto il gruppo di lavoro del sindaco e soprattutto a Diego Bonavina in questo caso. Mattia Risi con le idee sempre più chiare, ogni anno c'è da investire sempre di più, c'è da dedicarsi sempre di più a questa società, però adesso vi chiediamo di organizzare anche per fare il grande salto. Allora, noi stiamo facendo delle valutazioni in prima squadra al fine di avere una squadra competitiva che possa competere in un campionato che pare sarà un campionato molto duro. Ragazzi ne abbiamo contattati, abbiamo fatto delle valutazioni e a breve verremo fuori con la rosa. C'è da dire una cosa, il Calcio Padova C5 è come il Calcio Padova non ha bisogno di personalismi, noi abbiamo bisogno di struttura, abbiamo bisogno di tutti che nuotino in questi mari agitati, ma comunque tutti nella stessa direzione. E io in primis, essendo titolare, amministratore, presidente di questa società, sono il primo a chiedere al mio staff di essere orientati a ciò che è il bene per la società. Il bene mio non è importante il bene della società e di questa futuribilità di questa società, perché è nata 3 anni fa con un grande exploit, con grande voglia, con grande dedizione e che l'anno prossimo sarà rinnovata ulteriormente per continuare il nostro percorso di crescita e di sviluppo.